Ciao Ilde, cosa fai qui? Era Passavo da qui. Ciao Sì, Marietto e ciao a sai, tutti ciao a tutti i gli nostri amici che ci amici. seguono per le sibille interattive gratuite. Questa sera saremo insieme anche per parlare di tante altre cose. Sai Ilde che ci stavo pensando che una delle più belle cose che c'è nella nostra trasmissione è la sigla iniziale. Sì, 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 mi piace. Non so per quale motivo, ma la Beh, è rimettiamo? l'unica che c'è. O ce ne Sì, sono vabbè. altre? No, beh, possiamo rimetterla se vuoi. Proviamo? No, era solo per vedere che si Basta. poteva. Basta. Bene, vedo che stasera abbiamo tantissima gente anche nuova. e- e, fa piacere che ci salutino. E vorrei subito rispondere alla Giuseppina Greco, se è ancora in linea, che Guarda, è stata carinissima, ha è chiesto il stata permesso. carinissima. Se Sì, certo, può. puoi fare la domanda con nome, data di nascita e poi una domanda piuttosto corposa, eh? Mm, Giuseppina? mm, mm. Bene, no, era solo per dire. Poi salutiamo tutti gli amici, ad esempio, la- Buonasera, buonasera Spidi, che so chi sei. Buonasera poi, Luciana. abbiamo un caloroso abbraccio dalla nostra amicizia. Buonasera Doriana, grazie. Mm. Insomma, abbiamo tanti amici che ci salutano. Allora, Buonasera Ilde, Luciana. vuoi dire qualcosa, Ilde? Ma abbiamo così pensato, anche perché Anche comunque perché in riceviamo privato, molte esatto, in chat, privato, ma beh, voi sapete che in privato noi siamo professionisti, viviamo di questa cosa qua e quindi ci fa sempre piacere se ci fate un consulto e roba del genere, 20 euro 45 minuti. Ma abbiamo ricevuto ultimamente molte persone che un po', insomma, sono state prese in contropiede. Prima saettavano per la terza dose e adesso cominciano a saettare perché al di là del 300% dell'aumento insomma, del gas, insomma, e di tante altre cose, hanno cominciato a vedere alla TV che sta iniziando quello che il Marietto stava dicendo dal 2010. Vuoi dire qualcosa a te? beh, se non so quanti ci seguono da tanto tempo, Mm. se si ricordano che comunque già ai primi gruppi Telegram che abbiamo così fondato per la divulgazione di queste tematiche, abbiamo introdotto alcuni testi da studiare e da leggere, abbiamo preparato per i tempi che sarebbero arrivati. Mm. E in effetti adesso ci cominciamo a trovare proprio non uno, ma due piedi dentro. Eh sì. Dunque cominciamo. Comunque, scusa Ilde, Sì? per quelle persone che appunto mi hanno contattato o molto velocemente, io non ho risposto a tutti perché io gli ho detto che poi durante la live avrei fatto vedere uno dei primi passi che si può fare e per stare tranquilli ho messo la linea della vita, no? Adesso è vero che uno può anche vivere 90 anni in un campo di concentramento russo, questo non lo metto in dubbio, però voglio dire, per i più fortunati che non c'entreranno e sopravvivono alla terza dose o alla quarta dose di siero e non prendono gli infarti con, come si suol dire, le bollette da corrente, possono Esatto. usare questo piccolo foglietto che trovate nel sito di De Gara Marietto Veneziano o trovate anche nei nostri diari, in cui qui c'è la linea della vita, no? Che sarebbe poi, falla vedere tu. Sì, aspetta, questa qua. La vedete? Esatto, Grazie al cielo. è bella lunga. È lunga, ma non vorrei essere quella novantenne dentro i campi di concentramento. Sì, beh, era un modo di dire in modo ironico, no? Non ci andremo Certo, mai, certo, soprattutto i assolutamente. nostri committenti, no? Perché per chi si è preso il ciondolo magico, che poi ormai per chi ci segue è diventato un pippone immenso, il ciondolo magico è questo qui, no? Per chi l'ha comprato 150 euro più 10 euro di spedizione, c'è dentro 8 protezioni più tutto il resto, insomma, la cosa si allontana. Però diciamo, per chi è alle prime armi che ci contatta e ci vede per la prima volta, io penso che questo, cioè se ce l'avete lunga, no, tutti saranno felici di salire su con voi su un aereo, no? Perché vuol dire Esatto. che c'è una grandissima probabilità
che che non succeda qualcosa però può quel giorno. aiutare anche, ad esempio, quelle persone che mi hanno contattato che sono un po', non dico deboli di cuore perché hanno fatto il siero, ma sono un po' preoccupati per quello che sentono alla TV, no? E questo è il primo passo, no? Se si vede magari che qui in mezzo c'è una riga, si blocca e magari sono sul confine, no? Magari sono verso la parte di Trieste, Venezia, quelle parti lì, insomma, tocchiamo tutto quello che si può toccare. Se sanno una preghiera in più di quelle che sa il Marietto, è buono farla. Però se invece vediamo la bella riga lunga, allora siamo già avvantaggiati, oltre che attivare gratuitamente i circuiti. Hilde, cosa pensi? Questo può essere... Sì, questo sicuramente è un primo passo, come può comunque anche fare moltissimo. Si è recitato con fede il Salmo 90 in latino, 91 nella versione italiana, che è il Salmo La protezione dell'Altissimo. Chiaro che va veramente sentito con assoluta fede. Dunque ci sono moltissime cose e sicuramente uno degli strumenti più forti è quel ciondolo che avete visto, a seguire i talismani della tradizione cabalistica, O che i sono appunto sigilli. i sigilli, esatto. E qual è che Soprattutto secondo... direi, esatto, visti i dillo. tempi che arrivano, Marte Dillo. 6, sì, il Il sesto di sigillo Marte, Marte. ma non quelli Sì, stampati e sì. fotocopiati, No, quelli perché valgono devi come... anche, no, secondo me dovresti spiegare anche l'impegno che ci vuole a fare un sigillo o salomonico, certo. perché le persone andando sul web, sai, con i angeli colorati, ti mando luce, extraterrestri, salti Sì. qua, non si rendono conto che per attirare certe energie alte, chiaramente, che chiamiamo anche angeli, no, ci vuole, cosa ci vuole, Hilde? Beh, intanto la giusta preparazione, la giusta attitudine e aver veramente lavorato molto perché ci si deve innalzare a quelle frequenze, altrimenti è quasi difficilissimo portarli qua. È come dire, eh, ci sono appunto delle procedure molto particolari e anche per un sigillo, così come per la ritualistica, devono essere rispettate. Il sigillo che comprate su una placchetta di metallo da un negozio, a meno che non sia stato veramente lavorato nell'ora magica Consacrato, giusta, consacrato a voi, battezzato e vale come un quant'altro. amuleto, cioè può Esatto, darvi un minimo, ma non è vivo. esatto. Considerate Non è che magnetizzato, ecco. sì, no, proprio vivo. Io dico che è vivo un sigillo, perché Esatto, sì. intanto quando si lavora per il sigillo si fa un rituale di chiamata. Dunque l'operatore, nel nostro caso il Marietto, la sottoscritta, Mm. iniziamo tutta una pratica evocatoria, dunque evochiamo, chiamiamo quelle forze, le intelligenze divine che sono preposte per quel sigillo. Si fa anche il rituale delle torri di guardia, dunque si evocano i quattro arcangeli, cioè ci sono delle procedure molto elaborate, poi si traccia appunto il sigillo nell'ora magica giusta, dunque bisogna rispettare veramente determinate cose scrupolosamente e dopo, a seguito di tutto questo lavoro che non è già poco, c'è ancora la consacrazione proprio alla persona. Dunque è un lavoro fatto serio, altrimenti non serve carta straccia. Se non si vitalizza con la giusta attitudine, con la giusta ritualistica, come ho detto, può essere alla stregua di un talismano amuleto, ecco, come portare il cornetto rosso che funziona perché tutti credono che funzioni o comunque ha assunto un po' quel simbolo, no? Mm, mm, Di propiziare oppure di scacciare i guai, però il sigillo è tutta un'altra cosa, cioè è mm. come se colleghiamo alla persona per il quale o per la quale viene consacrato delle precise entità spirituali, intelligenze divine. Dunque è un qualcosa di molto importante. E durerà tutta la vita, cioè, Tutta la vita, non serve una successiva lavorazione. Tra l'altro voglio raccontare qualche breve aneddoto legato ai sigilli. Io in tanti anni ne ho fatti tantissimi e ormai ho perso il conto, però spesso mi hanno riportato alcune storie legate proprio a questi sigilli, per farvi capire
che sono vivi, cioè non è solo un pezzo di carta pergamena. È capitato a una cliente che ne aveva 3 fatti da me, di andare questi Euronics, Troni, sai queste linee, adesso non mi ricordo quale fosse nello specifico, e alla cassa, dopo aver pagato, all'uscita, dunque alla barriera, quella antitaccheggio, inizia a suonare. Allora il cassiere la richiama indietro, beh signora controlliamo, ma questo non è, quello non è, quello è stato smagnetizzato, passa e suonava ancora. Allora non so, si vede che non c'era nessuno in colonna alla cassa, le ha fatto svuotare piano piano tutta la borsa, era rimasto il portafogli dentro il quale lei teneva i sigilli. Così come le avevo detto, guarda se li vuoi portare sempre con te, io per esempio li tengo nel portafogli. Allora lei aveva già capito, perché man mano che toglieva i pezzi aveva capito che suonava per quello, perché non aveva altre cose particolari. Comunque a un certo punto, togli qui e togli lì, erano proprio i sigilli a suonare. E allora il commesso le ha detto: "Vabbè, li passo qua dallo smagnetizzatore", lei stava per morire in quel momento, si è sbiancata perché no, ha pensato però non s siccome cominciava a esserci un po' di colonna dietro di lei, ha detto: "Vabbè, sì, sì, non c'è problema", glieli ha passati, effettivamente lei ha oltrepassato la barriera, non sono suonati più. Arriva al parcheggio, posa delle cose, si rende conto che aveva dimenticato di comprare un altro aggeggino, allora rientra, fa di nuovo il giro, perde un'altra mezz'oretta, ritorna alla cassa, suonavano ancora, suonavano di nuovo, lei si è sentita, allora a quel punto il cassiere si è arreso, dice: "Vabbè, vabbè, vada". Dunque, per dirvi che anche uno smagnetizzatore non riesce a togliere quel lavoro, perché non è un magnetismo, farlocco, è vitale, è un essere vivente a tutti gli effetti una volta che consacrato. Bene, detto questo, Detto questo, ehm scusami, sì, perché dobbiamo spiegare bene ai nostri amici che ci perché seguono stiamo parlando di anche questo, no? anche dei sigilli, ma anche del fatto che soprattutto per quelli che hanno attività in questo periodo, Sì, noi, offriamo anche diritti propiziatori che aiutano son delle stampelle si può dire, non è che lavorano o però per chi ha attività o ha problemi di magari benessere, abbondanza, ecco, possono anche attivarsi chiamandoci, per un consulto, per valutare una certo. strategia, una Ci tengo a strategia dire in particolare perché, molti poi, si sono già rivolti a noi per la ritualistica, ma non mh, si è mai sufficientemente per quanto tu chiare. si pensi di essere chiari, non si è mai sufficientemente chiari. Il rito viene eseguito da noi, ma non siamo noi materialmente a costruire un qualcosa in astrale. Noi Eh già, posizioniamo un'immagine, noi facciamo una richiesta andando a intercettare, a interpellare, così come si fa per i sigilli, le mh-mh, determinate forze o le intelligenze divine preposte per certe cose. Dunque noi semplicemente siamo quel tramite che sa a quale porta bussare, ma esatto. affidiamo il compito a queste intelligenze e sono loro a orchestrare poi le cose, ad Mh. accettare la commissione e a orchestrare le cose e ci vuole Sì, tempo sì, perché ci vuole come minimo 9 mesi, no, ma non la vedo così. non è Io chiara. Spiegala tu, perché no, tu la spieghi un po' no. più chiara. Allora, 9 mesi è diciamo il tempo di gestazione umana legato a, proprio ai cicli vitali umani, quanto sono le lunazioni per la nascita di un essere vivente. Dunque dal momento del concepimento al momento della nascita passano 9 lune. Ed effettivamente è il minimo, okay, però io lo considero non dal primo intervento, perché non è così, non è che la donna fa o la coppia concepisce al primo colpo, magari Dio, fossero tutti così saremmo 15.000 milioni di miliardi di abitanti. Dunque, diciamo che, c'è per tutto un tempo e una necessità di fare, opportune o determinate ripetizioni. Da cosa dipende il numero delle ripetizioni? Dal tipo di energia e di capacità di assorbimento delle persone e non è la stessa. Tra l'altro le persone possono essere, psichicamente schermate per qualche ragione e dunque dovete capire che quando si lancia un'operazione, soprattutto su altre persone, queste persone possono avere
delle difese proprie o comunque un tempo di assorbimento che è soggettivo. Un po' come, non lo so, faccio un esempio, c'è chi guarisce da una ferita in 3 giorni, chi non gli sanguina più dopo mezz'ora perché ha una capacità piastrinica pazzesca e c'è chi invece deve fare un sacco di attenzioni o formacheloidi, cioè capite che vi faccio un esempio col libro della natura per essere sempre chiara. Dunque, ognuno è un caso a sé e dunque quando si studia cosa fare, si cerca di capire qual è il minimo, non significa il massimo, il minimo necessario per muovere qualcosa. Dunque il minimo di ripetizioni. Possono essere 2, 3, 5, 7. Capite che il conteggio parte da dopo l'ultima ripetizione, perché quello sancisce il concepimento, diciamo così. E poi ci sono le gravidanze che si interrompono, ahimè potrebbero essere rigettate o potrebbero anche interferire altre variabili, perché un lavoro non è necessariamente composto da un unico tipo di intervento, cioè è possibile per esempio che per muovere determinate cose si debba agire da lì, muovere di là e chiedere, interventi diversi per fare e dare un esito, un risultato. Faccio un esempio: lavoriamo su una coppia, questa coppia magari c'è, come dire, un'interferenza di qualcuno che cerca insomma di portarsi via uno dei partner, facciamo un esempio, dalla prospettiva insomma di una coppia o di una compagna che voglia tutelare il proprio rapporto. Beh, allora prima di tutto bisogna allontanare quell'altra persona, rafforzare la coppia. Capite che possono esserci più interventi per arrivare al risultato e in questi casi, quando si evocano le intelligenze divine e dunque non è qualcosa che fa materialmente l'operatore, si deve avere pazienza, perché non andiamo a smuovere né energie basse, né demoni, niente di tutto questo, ma intelligenze divine. E in quanto, esseri altamente elevati, sono costruttivi, dunque fanno cose armoniose, non creano colpi di ritorno o situazioni strane per cui poi abbiate a pentirvi di aver fatto un'operazione. Però è anche possibile che ci voglia del tempo, a volte anche anni, ma non è mai dispersa la cosa. Perché può volerci più tempo di quello che uno spera? Perché ognuno comunque è soggetto a un karma e a volte magari l'oggetto dei vostri desideri non è raggiungibile per voi, non perché l'operatore non è stato abile, ma perché non è il karma di quel momento. E appena il karma sarà esaurito, appena il tempo divino viene sbloccato, la cosa viene magari elaborata. Dunque, è chiaro che i tempi sono così lunghi che o siete veramente determinati a raggiungere il vostro obiettivo, oppure è meglio che lasciate perdere con questo tipo di ritualistica, perché se siete, come la gattina frettolosa, non possiamo esservi di aiuto. Ma se avete, fede, e non continuate a dire: non funziona", perché anche voi interferite ovviamente col vostro stesso obiettivo. "Non sta funzionando, non vedo il risultato", è una no, e così non si va da nessuna parte. È un po' come fare una sessione di ipnosi dove cercate di superare un vizio e poi dopo dite: "Vabbè, ma non funziona", e tanto a furia di ripeterlo lavorate proprio sugli stessi livelli di energie su cui un operatore sta cercando di lavorare per voi, per il vostro bene. Dunque, se non avete un approccio di un certo tipo non vi conviene usare la magia, vi conviene usare altre strategie se le conoscete. Il problema è che molti arrivano quando la situazione è complessa o si è troppo ingarbugliata e dunque diventa anche difficile, no, farvi il miracolo, capite? Ci vuole pazienza, tempo, una strategia, una collaborazione, perché se date in mano a un operatore, poi voi remate contro, non si segue una linea, e anche qua è meglio lasciar perdere. Dunque deve essere una collaborazione per cui avete fiducia nella persona che ha fatto il lavoro e ricordate anche che come voi, nel momento in cui abbiamo lanciato, noi sappiamo così come ne sapete voi, a meno di non andare a controllare tempo dopo perché bisogna lasciare sedimentare, il lavoro non va mosso. Ci sono delle cose che
sembrano delle baggianate, ve lo dico in piemontese, ma in realtà sono energie sottili e bisogna fare attenzione, bisogna maneggiare con cautela e quindi questo vale anche per la ritualistica, per quando si controlla dopo. E chiaramente i controlli, cioè sapendone noi quanto voi dopo aver lanciato il lavoro, sono una cosa a parte, che non rientrano nel lavoro, perché il lavoro che viene, come dire, commissionato viene eseguito. Marietto, sei sparito. No, è che stavo ascoltando il pippone, no, e allora Certo. e per Vabbè, me è una diciamo cosa che no io no, sentivo mh, importante chiarire, non solo certo. per come operiamo noi, ma in generale ci Sì, sono certo, certo. queste Anche cose da perché ogni giorno io sento gente che prima è andata da altri, poi viene eh da sì. me, poi andrà da altri. Insomma, ci sono un po' delle bandiere che poi riportano sempre non tutto esattamente o vedono quello che non vogliono vedere e viceversa. Però in linea di massimo quando un lavoro è lanciato bene funziona. Poi ci vuole il suo tempo, può passare 1 anno, 2 anni, 3 anni, a dipendenza anche dalla forza economica che uno certamente la Chiesa cattolica ha 2000 anni che ogni domenica pianta lì mezzo mondo a pregare, qualche egregora la riesce a creare. Se uno pensa Esa che una pacca sulla spalla è un rito, cambia la propria vita, vuol dire che deve cambiare seggiolone la prossima volta che nasce, perché evidentemente deve smettere di guardare Harry Potter, vabbè. esatto, capite? Cioè, bisogna essere anche, realistici, cioè se c'è una chiesa che o una chiesa di Stato che, ogni domenica mette lì milioni di persone a, in un certo senso caricare l'egregora, penso che una persona normale capisca che un rito debba avere certo impegno. Scusa Ilde, ti stiamo disturbando? No, è No, che mi è vedo che eri arrivato un impegnata. allarme che non ho capito cos'era. Ah, ho capito, no scusa. Bene, adesso io penso che possiamo iniziare, li abbiamo Direi che abborbati, li abbiamo sì, proprio stesi, addormentati. addormentati Però e vediamo la vediamo se Giuseppina, se c'è la Giuseppina. ma non ha mica scritto, dunque ha chiesto se poteva scrivere una domanda, ma le Mai abbiamo detto di scriverla, ma Ah, non ma l'ha non scritta. allora non l'ha scritta. Ma però, abbiamo già spiegato che chi fa sempre le stesse domande è meglio che non li rifaccia, perché almeno Esatto. ne raggi 6 mesi. Ma proviamo a vedere che ho visto che c'è una persona nuova, no, o almeno Sì? non è proprio nuova, nel senso è dell'86 no, è dell'86 però se c'è, vediamo se c'è ancora, è questa qua, deve solo Luciana. Luciana, se ci sei però dovresti il Sì. lui non va bene, dovresti dire come si chiama questo Come lui. si chiama? Sì. Allora intanto Luciana, sei ancora fra noi o sei tra quelli svenuti che si è addormentata No, dopo il magari se pippone? Vabbè, diciamo che per chi ama l'argomento esoterico, ritualistica, certo. sì, della ritualistica sicuramente avrà apprezzato. Beh, speriamo. Speriamo, Beh, sono 15 sopravvissuti che sono Sì, sono venuti. ancora lì o si è Allora sì, bloccata Luciana è qua, ha scritto sono qua. allora Dunque Luciana, Luciana per favore il nome di lui, perché lui non è esatto, una se vuoi scia che ti adeguata. rispondiamo visto che sei nuova, Sì, sì, ci farebbe piacere darti una risposta, ma integra cortesemente. come si chiama il lui? Sì, deve essere il tempo della differita. Sì, perché effettivamente mi hanno detto che alcune volte loro scrivono, però arriva dopo e noi Eh, pensiamo che ecco, no vabbè, Giacomo ci basta, va benissimo. no, no, Allora buono, la domanda era qua. Barone. Ah, Allora vuoi dunque, leggermela? Luciana sì, beh, un bacio, mia domanda è: ho conosciuto un ragazzo, che abbiamo detto si chiama Giacomo, ma adesso non ci siamo più sentiti. Lui vuole sapere se comunica con lei, che è nata il 15 ottobre dell'86 e lui, che è Giacomo, il 2 gennaio dell'84. E vuole sapere se ci sarà un proseguio. E se lui comunica di nuovo con lei. Va bene. Ti tolgo un attimino così che vediamo un po', prima il pendolino e poi la nostra Ilde. Mm.
Ilde, cosa pensi? Mi Ma sembrava un po' fiacco, un mi po' giù di sembrava un po' un tono. no, Mi sembrava più che un un po' po', fiacco, mi un po' sembrava sente anche lui la guerra dell'Ucraina, un po', pensi? È un po' secondo sente me vibrazioni. Magari più. lo chiamano a fronte, è ancora giovane. Beh, dai, prova te a vedere Noi ci quelle scherziamo sibille. su, ma Il rischio c'è. il Dai, rischio c'è. ma sì, sdrammatizza. Allora, vediamo un po' dunque cosa dicono le sibille e vediamo se Giacomo riprende i contatti con Luciana. Allora, come taglio come taglio qui, beh, c'è voglia di divertirsi, tanta voglia di divertirsi e forse tanto desiderio di, come dire, anche giostrarsi fra più persone. Ehm, L'allegria normalmente inquadra periodi, sì, di svago, di divertimento, ma anche di flirt. Okay, dunque la superbia potrebbe anche parlare di qualcosa, cioè molto, molti flirt, molto svago, molto divertimento, ma anche rivalità. Dunque vediamo un po'. Eh, mhmm, allora, in effetti nella linea del passato si vede che stava nascendo qualcosa, che c'erano degli scambi, dei messaggi e che sembrava dare l'idea di un qualcosa che insomma potesse anche diventare una cosa in più, cioè lo scambio di messaggi eccetera, di telefonate, era abbastanza importante, manifestava un certo interesse e dunque anche le aspettative non erano da poco, però, non lo so. Sai, qui lui quando compare l'artista, sa non è proprio mai la persona giusta, è una persona più narcisista, presa da sé, che ha un'alta considerazione di se stesso, e dunque può anche essere che, insomma, vedi che poi c'è anche la carta della morte, dunque, ha cambiato un po', ha cambiato modo, modalità, quasi si è sottratto, proprio il classico atteggiamento del narcisista, cioè sparire senza lasciar tracce. Però, ecco, vedo che, come dire, ehm, qui potresti essere tu che cerchi di capire, appunto, ti vedo ancora in attesa e non so se anche la possibilità che addirittura, questa attesa si trasformi anche in un controllo degli stati, degli accessi, mi ha bloccato, mi ha sblocca queste cose qui, insomma, per capire se è online, se si scrive con qualcuno. Vedo delle cose del genere. E dunque è anche possibile che ci sia un'altra interpretazione, del tipo che magari c'è un'attesa, un'aspettativa di incontrarlo ancora, ma che ci sono comunque degli ostacoli, ma io non vedo in questa stesa una ripresa dei contatti, anche se qui lui, non so neanche se sia lui, comunque c'è un cambiamento, potresti anche apportarlo tu questo cambiamento, ma di fatto potrebbe addirittura segnalare l'arrivo di un'altra persona, mh? Dunque, in ogni caso non vedo cioè i messaggi e le cose che erano nel passato non si vedono, per il futuro, dunque non lo so. Sospetto che potrebbe fare prima ad arrivare un'altra persona che non lui. E nell'esito infatti, vedi, dispiacere conversazione, quindi o se ti contatta ti dice delle cose che ti lasciano più amareggiata che altro, oppure semplicemente può essere che non c'è la conversazione e anzi, qui compare proprio una nemica, qualcun'altra. C'è un'altra persona probabilmente già nella situazione con lui. Dunque, non posso dirti che, se anche dovesse riprendere non ti riserva nulla di buono,
di nuovo lui, okay? Era partito bene, mi rendo conto a vederla così che era partito bene, però, ricordati questo, ricordati il narcisista. Allora Abbiamo abbiamo il nostro Yari, abbiamo Iari, il nostro che ogni Iari, tanto, vabbè, è da mesi che non si vede più, ogni tanto ricompare e fa la ci fa domandine. visita, Ci sì. fa visita, il nostro amico che ci segue da anni, vediamo un po' la domandina. La puoi Sì, leggere? certo. Allora, ciao a tutti, dunque Iari saluta tutti. Cosa dicono le sibille per Iari 27 novembre 89 e Maggie 21 agosto 2000? Com'è il futuro? Da mesi non ci sentiamo. Vabbè, diciamo sì bene, no male. Mm? Beh, il futuro sarà sicuramente interessante. Intanto la Luciana ringrazia. Grazie a te Luciana. Fa sempre piacere che qualcuno ringrazia. Ecco, mi tolgo per le sibille. Ok, vediamo Iari e Maggie, mi ricordo che mi avevi detto si pronuncia così. Allora, vediamo un po' il futuro tra voi. Ricordo comunque che quando interroghiamo le sibille ci rispondono per evento, dunque diciamo che raccontano un po' quello che succede in ordine. Mm. Ora ci sono degli ostacoli, insomma, il taglio non è che proprio è scintillante, ma non per le motivazioni giuste. Diciamo che ci sono delle, ehm, o ci sono stati, insomma, grossi ostacoli. Vediamo un po'. Allora, eh, qui ci sono delle situazioni effettivamente un po' particolari, perché si vede nel passato che probabilmente lei ha preso le distanze. Sembra, comunque, ehm, che abbia preferito o che forse cercasse in realtà delle cose più leggere, cioè o qualcos'altro, non lo so, perché vedi che, ehm, comunque ci sono stati, non so quanti incontri, ma qualche incontro comunque più spensierato o senza impegno, sì, però effettivamente in questo momento sembra che comunque, ehm, ripeto, già lei ha preso le distanze in passato, oggi sembra che stia frequentando qualcuno, ma devo dirti che questo qualcuno, come quello di prima, come quello della stesa di prima, dunque se ne accorgerà presto che non va bene, dunque a un certo punto perderà la fiducia per questa persona. È qui che secondo me avviene un passaggio particolare, perché noi stiamo cercando di capire fra voi due, no, e si vede una rassegnazione. Questa rassegnazione potrebbe essere da entrambi i lati, vale a dire potresti essere tu che a un certo punto ti rassegni con questa persona, perché comunque aspetta oggi, aspetta domani, questa persona non riappare all'orizzonte, magari decidi di lasciartela alle spalle. Ma potrebbe anche essere che lei comincia a rimpiangere quest'uomo più grande. Dunque, in ogni caso, sei più grande di lei e identifico te in questa figura, di certo non il narcisista che le fa degli sgarbi, di cui lei nemmeno si accorge. Allora, a un certo punto, dunque, viene quasi la sensazione che sia tutto perduto. Probabilmente verrà a te e probabilmente si renderà conto lei di aver perso qualcosa, che avrebbe potuto fare altro, scegliere diversamente. È qui che avviene un qualcosa, oserei dire chirone in azione, vale a dire una un aiuto oppure un qualcosa che porta un chiarimento, perché qui vedo che riprendono le comunicazioni in futuro e sembra che non solo siano comunicazioni positive, ma proprio sentimentali, di natura sentimentale. Dunque,
Io, visto che la domanda è fra voi nel vostro futuro, voglio sperare che se il tuo cuore desidera, questa ragazza, che sia lei, questa ragazza che si vede in futuro, ma se anche non fosse lei, io ti vedo con scambi, telefonate veramente importanti cioè di sentimento con una donna più giovane di te, una ragazza. A questo punto l'esito. Allora qui vedi che cambia completamente la situazione, cambia completamente rispetto al passato. È una trasformazione totale, ma evidentemente avviene attraverso un qualcosa, una qualche altra chiusura, okay, e questo determina un cambiamento volontario. Dunque qualcosa cambierà malgrado e qualcosa cambierà per volontà, okay? Dunque, c'è poi un'attesa di grandi cose. Io, direi che qualcosa si muove nel futuro, non nell'immediato, perché abbiamo visto che secondo me lei è un po' in questo momento sta frequentando una persona che poi capirà che non è giusta, perderà completamente la fiducia verso questa persona e comincerà a rimpiangere altro. Ok, Iari. Non so se hai seguito Marietto e se vuoi Ho aggiungere seguito qualcosa no, all'interpretazione. sì, perché questa persona che lei praticamente sta frequentando dalla stesa, si vedeva che prima di tutto che è un narcisista e poi questa, cioè uno che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale e poi si vede che lei in quel momento lì, in questa linea è presente, quindi nel giro di un mese, 2 mesi massimo, perde esclusivamente la fiducia e visto che la domanda era su di lei, poi si vede questo rimpiangere questa persona più grande e che molto probabilmente è al 90% è Iari. È il Solamente nostro che, Iari. certo, perché la domanda l'ha fatta lui e si vede appunto secondo me una ricucitura dello strappo, però Mm. è chiaro che può essere 2 mesi, come 4 mesi, come 6 mesi, però Esatto, perché parla per eventi, magari resta fermo per un po' certo e è sempre poi... dentro l'anno, però questa ragazza qui, in questo momento qui, mi sembra un po' sballottata dagli eventi, una cosa del Mm, genere. mm. Non mi sembra molto salda con quel tizio lì, anche perché si Comunque renderà conto. mi confermi un po' anche la mia lettura. Cavoli, è più chiaro di così. E poi il futuro lei cambierà totalmente, perché c'è questo... Atteggiamento, modo di Esatto. fare, E sì, sì. secondo me quella donna che hai visto col binocolo che sta Ha tante aspettando, aspettative, sì. da Iari però ha tante aspettative, Certo, penso. poi ha tante aspettative. Una cosa del genere. Bene, Hilde, penso che abbiamo bucato le nostre, La cavoli, nostra mezz'ora, ma 30 minuti, ma era anche perché importante sappiamo spiegare che con quello i che tempi sta... che corrono ci sono dei rimedi e Sì, che, io fossi in voi non aspetterei proprio, come dire, di muovervi all'ultimo minuto, perché poi anche questi rimedi ci mettono un po', come avrete capito. Dunque, mi raccomando, se però... avete modo, volontà, vi sentite più sicuri, noi ve lo consigliamo di procurarvi un qualcosa per proteggervi, perché i anche tempi se che non venite da arrivano... noi, anche se non venite da noi, Certo, no, potete no, andare per anche alla carità, conferenza. loro O- devono scegliere qualcuno per cui abbiano fiducia. Questo è il primo, è proprio il primo punto, è importantissimo. Se non avete fiducia o se aspettate al varco l'operatore tanto per dirgli, mm, ecco, no, non lo fate, non lo fate. Altrimenti aspettate, mettete il cuore in pace e avrete fiducia che quella persona eh, ha fatto tutto il massimo che poteva per voi. Noi di esatto. sicuro siamo di quelli che faranno comunque tutto il massimo. Certo, al massimo è perché la nostra professionalità e lo facciamo da tantissimo tempo. Ma questa live è anche più che altro è prontata a spiegare quello che sta per avvenire adesso, che Hilde e Marietto spiegavano da tanto Già anni tempo, no? fa, esatto. Io mi ricordo, per spiegare, che anni fa mi aveva contattato un businessman, no? E io gli dicevo, guarda, nel 2020 lui voleva far soldi, soldi, soldi. E io dicevo, guarda, nel 2020 io non so cosa arriverà, ma tu di soldi non ne farai. Cioè, in modo elegante gli avevo detto una cosa del genere, Certo. non certamente in questi termini, no?
E lui era fissato che voleva far soldi, e voleva che gli dicevo che faceva palate di soldi. E io gli continuavo a dire per 45 minuti: guarda che dal 2020 arriverà qualcosa che non so neanch'io definire, ma so che sarà bruttissimo, no? Sì, sì, Adesso sì. penso che quel tipo lì, se Avrà ancora capito cosa 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 stava cercavi di dire. intendendo, Ma allora, e io nel periodo prima del lockdown, io non so, ma tutti quelli che, facevano il consulto con me, io giravo 'ste carte e trovavo sempre la prigione. Dicevo: "Io non so, ma qua è tutto bloccato, bloccato. Ti vedo fermo, ti vedo bloccato". Ma non solo una persona, non sto scherzando, quasi tutti erano fermi o bloccati. Poi chiaro, c'erano quelli che magari facevano la professione medica, invece, si vedeva il caos, la confusione, il delirio. Dunque, però per la maggior parte quella prigione ha avuto un senso. Siamo poi entrati in lockdown, non ci siamo mossi da casa esatto. per mesi, E dunque e anche adesso la pur spesa a e momenti. adesso purtroppo, Entriamo in tempi anche peggiori, stiamo entrando, ragazzi sì, preparatevi. esatto, soprattutto a livello economico c'è chi perderà posti di lavoro, chi ha perso per via che non voleva farsi il siero, e poi sicuramente questa guerra prenderà una piega molto, molto più pesante di quello che stan cercando di nascondere. E quindi secondo me fino al 2029 passeremo un periodo veramente importante e difficile. Fate scorta di melatonina se potete, Non e di solo best di quello, sì, è un prendete. modo di dire che la situazione si aggraverà. Io, come ho spiegato in altre pillole, a 15 anni ho visto proprio città distrutte completamente. Mi ricordo che nel 2010 facevo Lo so, 2012. solo che se, parlando così con i nostri amici o quelli nuovi, se tu dici: "A 15 anni ho visto", e ora chiaramente sei più grande di 15 anni, non capiscono che stai dicendo che a 15 anni hai visto nel futuro Sì, città certo. distrut Ho visto città distrutte, ho visto città grosse economicamente distrutte, rase al suolo, dove non c'era più vita. Quindi se non è il 2022 o il 2023, però entro il 2029 questo accadrà di sicuro, no? Forse non mi hanno detto esattamente la data perché sennò sarei morto di infarto a 15 anni. mh. E quindi noi appunto abbiamo dato, io e Hildegarda, dei circuiti già dal 2015 per difendere l'Italia. Chi ci segue sa, chi ci Sì, segue sì. da tanto tempo sa, Chi non dovesse sapere sappia che sappia. nel sito www.ilcapitano.altervista.org trovate delle dispense gratuite di Esatto, che è radionica questo. esatto, questo è il nostro sito e questa è la home page. Se cercate PDF radiestesici, è una sezione del sito, lì trovate appunto, Gratuiti. delle raccolte gratuite che potete scaricare e fra Esatto. queste fra Scusami. queste c'è, una raccolta di circuiti per la protezione della patria. Esatto. E poi, un altro consiglio a quelli che vedranno dopo di voi che siete in diretta, Hildegarda, ma anch'io ho fatto delle pillole su quella della polpetta, no, che Eh sì. cercate nella mia pagina, YouTube, quello della polpetta, perché, può servirci se saremo invasi a difenderci dalle persone che faranno i birichini. Ecco, andate a cercare il video della polpetta che vi darà almeno un piccolo aiuto per difendersi da questa situazione, perché sentivo un abitante del Donbass che diceva: nessuno in quel periodo in cui c'era la pace avrebbe mai pensato che ci avrebbero invaso i russi, eppure è successo, no? Io dal Mh. 2010 che ho sempre spiegato che sarebbero arrivati qui, e quindi succederà, se non è il 2022, entro il 2029 sicuro. Quindi dopo questo pippone, penso che possiamo salutarli. Direi di sì, vi ringraziamo di cuore per essere stati Il con prossimo noi. appuntamento, Hilde? Allora, appuntamento serale alle 21:15 venerdì, altrimenti domani mattina 11:20 con il Marietto, e non solo domani mattina, ma ogni mattina alle 11:20 con il Marietto veneziano, Ok, sempre possiamo qui su questi canali. Buonanotte e grazie a notte. tutti.